Riunione operativa ieri al Comune di Agrigento sulla sicurezza della scuola Pirandello. Si aspettano i dati dell'indagine commissionata dall'amministrazione comunale. Tanti lavori eseguiti dall'amministrazione agrigentina nella frazione di Giardina Gallotti. La presidente dell'AICA, Danila Nobili, interviene sulle proteste che hanno interessato il Comune di Canicattì per la mancata erogazione dell'acqua. La Democrazia Cristiana oggi sulle prossime elezioni in provincia, a Ribera, il rischio di ripetere quanto successo alle elezioni del libero consorzio comunale di Agrigento. A Favara la 13ª giornata della memoria, presentato il 38° Carnevale storico a Ravanusa, all'Istituto Agrario Galileo di Canicattì presentata Italia Bio per la formazione in agricoltura biologica, le vie del cibo alla BIT di Milano. Al via ristori da parte della Regione per i danni subiti dal maltempo e dal ciclone Harry. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi venerdì 13 febbraio. Per la scuola Pirandello di Agrigento, ieri riunione operativa a Palazzo di Città, finalizzata a fare chiarezza sulle condizioni strutturali dell'istituto in attesa dei controlli sulla sua adeguatezza e servizio. Su convocazione dell'assessore all'edilizia scolastica d'intesa con il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, si è tenuta ieri presso la sala giunta comunale una riunione operativa finalizzata a fare chiarezza sulle condizioni strutturali della scuola Pirandello, alla quale hanno partecipato anche la dirigente dell'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, una rappresentanza dei genitori, i responsabili dell'UTC del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il sindaco e gli assessori al ramo, il presidente del Consiglio e il dirigente tecnico patrimonio del Comune. I partecipanti preliminarmente hanno preso atto della prosecuzione a tutt'oggi delle attività didattiche sia di competenza del Comune di Agrigento che in parte del Libero Consorzio Comunale, in quanto la sede in questione non presenta problematiche tali da far ritenere necessaria un'immediata soluzione alternativa. Durante la discussione i tecnici presenti di ambedue gli enti hanno convenuto di rinviare a una prossima interlocuzione, acquisite le indagini commissionate dal Comune di Agrigento e attualizzate al corrente anno, le risultanze sull'effettiva condizione in cui si trova il plesso Pirandello. In maniera unanime le parti presenti, portatrici di interessi diversi, pur se finalizzati a non creare inutili allarmismi nell'utenza, hanno convenuto di attendere le risultanze sopra descritte, proseguendo nelle attività scolastiche in corso, con la consapevolezza, per espressa dichiarazione del sindaco, che qualora il plesso Pirandello venga dichiarata la non adeguatezza alla funzione, sarà reperita ulteriore struttura di proprietà dell'ente adeguata e facilmente accessibile. Tanti gli interventi fatti nella frazione agrigentina di Giardina Gallotti dall'amministrazione comunale, il campo sportivo riqualificato, ripristinata l'illuminazione pubblica, un nuovo progetto per la rete idrica di oltre 4 milioni di euro presentato all'assessorato competente e la manutenzione delle strade e servizi. Sui miglioramenti fatti nella frazione di Giardina Gallotti di Agrigento interviene oggi il sindaco Miccichè, dichiarando come l'illuminazione nel quartiere di Giardina Gallotti è stata nuovamente ripristinata nella mattinata di oggi dalla ditta incaricata già presente nel quartiere da diversi giorni per risolvere la problematica compatibilmente con le condizioni meteorologiche. In occasione del Carnevale di Giardina Gallotti sarà inoltre garantita la presenza del personale della ditta responsabile della manutenzione pubblica e illuminazione al fine di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione. La frazione di Giardina Gallotti non è stata mai dimenticata, afferma il sindaco. Il campo sportivo, che al momento del nostro insediamento versava in uno stato di totale abbandono e degrado, è stato completamente riqualificato grazie agli interventi dell'amministrazione comunale. Successivamente è stata anche realizzata un'area parco giochi completa del relativo impianto di illuminazione. Sulla rete idrica esistente sono stati effettuati numerosi interventi di manutenzione, inoltre è stato ripreso e aggiornato un progetto precedentemente accantonato per la realizzazione della nuova rete idrica.
Tale progetto è stato trasmesso dall'ATI, Assessorato regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità, per la richiesta di un finanziamento di circa 4,7 milioni di euro. È stato altresì presentato un ulteriore progetto per il finanziamento di 2,7 milioni di euro destinati alla realizzazione del collettore fognario e al rifacimento da parte della rete fognaria. Diverse, conclude il sindaco, sono state inoltre le attività di manutenzione stradale che stanno proseguendo regolarmente, oltre agli interventi sull'arredo urbano. E relativamente a quanto successo in questi giorni a Canicattì con la protesta degli autobottisti e dei cittadini scesi in piazza per la mancata erogazione dell'acqua, interviene oggi con un suo video la presidente di AICA Danila Nobile, affermando a Canicattì una condizione di irregolarità è diventata nel tempo normalità. La dichiarazione della presidente Nobile. Negli ultimi giorni su Canicattì si è detto tutto. Troppo, e spesso senza raccontare davvero cosa è accaduto. Io voglio guardare i cittadini negli occhi, come ho sempre fatto. Quello che è successo, lo sappiamo tutti, nasce da un controllo delle forze dell'ordine, che ringrazio ancora, che hanno fermato un autobottista irregolare, senza patente e senza poter dichiarare la provenienza dell'acqua che stava trasportando. Da lì è emerso un problema che non nasce oggi, non nasce neanche ieri, nasce da decenni. A Canicattì, come in tante realtà del sud, una condizione di irregolarità è diventata nel tempo normalità, è diventata abitudine, è diventata anche sopravvivenza, ed io questo lo comprendo. Comprendo che per anni molte famiglie abbiano vissuto così, comprendo che il sistema sia stato fragile, comprendo anche che il cambiamento faccia paura. Ma noi siamo migliori di tutto questo. Io sono una di voi, vivo questo territorio, conosco le difficoltà, conosco le ingiustizie accumulate nel tempo e proprio per questo so che il cambiamento passa sempre da una fase iniziale complessa, scomoda, anche difficile, ma va fatto, perché oggi circa il 50% della popolazione non è regolarmente allacciata alla rete idrica, pur usufruendo del servizio fognario e di depurazione H24, e chi è regolarmente allacciato riceve l'acqua a turnazione, come previsto dal sistema attuale, e nei giorni in cui non è previsto il turno viene garantito il servizio sostitutivo tramite autobotti accreditate da AICA. L'acqua consegnata tramite queste autobotti non è assolutamente un doppio pagamento, viene contabilizzata ed inserita regolarmente in bolletta come normale consumo. Ed io sto lavorando ogni giorno per ridurre le turnazioni, aumentando la portata idrica e investendo sulla rete, perché l'obiettivo finale è arrivare nel tempo ad una distribuzione stabile e continua H24. Questo è il lavoro che stiamo facendo per voi cittadini. Oggi però accade una cosa molto semplice. Alcuni pagano per tutti e questo non è giusto e noi non possiamo accettarlo. Noi dobbiamo essere onesti in questo. Abbiamo dato 4 punti di carico agli autobottisti regolari, abbiamo garantito il servizio agli utenti in regola, seppur turnato, e garantito il servizio a chi presenta domanda di regolarizzazione, anche semplicemente protocollandola. Ogni giorno 250 persone circa vengono ai nostri sportelli per mettersi in regola o inviano una PEC. Questo è il segnale più potente. Significa che la città ha capito, significa che i cittadini vogliono cambiare, che la strada è quella giusta. Ma io non mi fermo qui. Io non voglio fermarmi qui. Quindi la prossima settimana sarò a Roma, al Ministero, in seguito all'ordine del giorno che è stato approvato alla Camera, e porterò relazioni tecniche, porterò progetti non finanziati, porterò il fabbisogno reale della rete idrica in questo territorio, porterò la richiesta di fondi per aumentare le manutenzioni e ridurre definitivamente le turnazioni, ma porterò oggi anche una proposta chiara, un fondo dedicato per accompagnare l'emersione del sommerso. Chiederò che lo Stato aiuti i cittadini con ISEE basso a coprire i costi di allaccio e contrattualizzazione, perché chi vuole mettersi in regola non deve assolutamente essere lasciato solo. Io sono al fianco dei cittadini onesti, di quelli che vogliono fare la cosa giusta, di quelli che pagano la bolletta o che vogliono pagarla, di quelli che oggi stanno venendo agli sportelli per regolarizzarsi. La legalità non è assolutamente una punizione. La legalità è la condizione per pagare tutti meno e avere un servizio migliore. AICA è un circuito, non dimentichiamolo. Se tutti pagano possiamo investire. Se possiamo investire possiamo ridurre le perdite. E se riduciamo le perdite, riduciamo i turni.
Se riduciamo i turni, cresce la qualità della vita. Io sono stata chiamata per risanarla questa azienda e il risanamento passa anche da qui, non contro i cittadini, ma con i cittadini, non contro la città, ma per la città, e non contro chi ha sbagliato, ma per costruire un futuro diverso. Io sono al fianco dei cittadini onesti e sono al fianco di chi oggi decide di diventarlo. E insieme possiamo cambiarla questa storia. Non è facile, lo so, però è giusto. I 3 commissari regionali della Democrazia Cristiana Siciliana, Totò Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi, prendono posizione sulle prossime elezioni in provincia di Agrigento e in particolare su quanto potrebbe accadere a Ribera, copiando lo schema di quanto è successo alle elezioni di secondo livello al libero consorzio comunale di Agrigento, un accordo tra centrodestra e centrosinistra camuffate da liste civiche, il servizio. I 3 commissari regionali che guidano la Democrazia Cristiana in Sicilia, Totò Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi, prendono posizione sulle prossime elezioni in città, affermando come le imminenti consultazioni elettorali che vedranno al voto 9 comuni della provincia di Agrigento costituiscono un banco di prova importante per il centrodestra siciliano. Lo schema delle elezioni provinciali dello scorso anno, in occasione delle quali pezzi della maggioranza del governo Schifani hanno sostenuto in accordo con la sinistra candidati alternativi al centrodestra, non è stata una bella pagina per la coalizione che governa la Sicilia e per gli elettori che si riconoscono in questo progetto politico. A Ribera, uno dei comuni al voto in primavera, questo schema sembrerebbe ripetersi. I 3 commissari regionali continuano affermando come esponenti e partiti del centrodestra, compresi autorevoli rappresentanti del governo regionale, camuffati sotto mentite spoglie e liste civiche, si stanno ritrovando a sostegno di una candidatura espressione della sinistra che non ha nulla a che vedere con il centrodestra. Ci chiediamo pertanto come sia possibile, specie per un partito fortemente identitario a livello nazionale, imboccare la via del finto civismo, rinunciando al simbolo e spaccare così l'unità della coalizione di centrodestra che governa in Sicilia. I partiti del centrodestra, concludono i 3 commissari regionali della DC, Cascio, Meli e Sgroi, si riconoscono in candidati espressione della coalizione, anziché assecondare sotto mentite spoglie ambizioni personali, progetti estemporanei, poco rispettosi degli alleati di governo e soprattutto degli elettori. All'Assemblea regionale siciliana, ennesimo rinvio della riforma degli enti locali, bocciatura in serie, col voto segreto, ma un colpo di mano di alcuni deputati della maggioranza svela chi sono i franchi tiratori ed è subito polemica. Le opposizioni insorgono e il PD parla di maggioranza ormai inesistente. I colleghi di Palermo. Bagarre ieri in aula all'Ars, ennesimo rinvio per la riforma degli enti locali che avrebbe dovuto essere approvata entro la giornata di ieri per poter essere applicata alle prossime amministrative. Nulla di fatto dunque per una riforma controversa anche nella maggioranza che è andata più volte sotto, frantumata da una lunga serie di voti segreti, fino ad un clamoroso colpo di scena. Alcuni deputati della maggioranza attendono una trappola ai franchi tiratori e svelano chi dei colleghi ha votato con l'opposizione. Nella maggioranza c'è un clima da resa dei conti e dopo la bocciatura di un articolo con 33 voti contrari contro uno solo favorevole della presidente di turno Lantieri, la seduta viene sospesa e rinviata al prossimo 17 febbraio tra le proteste dell'opposizione che parla di maggioranza ormai a brandelli. La disastrosa votazione di ieri ha certificato che la maggioranza Schifani è letteralmente allo sbando. Tra veti, fuochi incrociati, tra franchi tiratori non si riesce ad andare avanti. E questa è la certificazione del fallimento della maggioranza Schifani che non porta avanti le riforme. Fino ultimo quella sugli enti locali. Noi in una norma della quale di riforma ci vediamo ben poco siamo riusciti a cogliere il meglio,
ovvero l'aspetto che riguarda l'allineamento della normativa regionale a quella nazionale sulla presenza di genere di almeno il 40% nelle giunte siciliane. Significa aprire sensibilmente alle donne siciliane al loro impegno in politica. Certo, in questa fase siamo per così dire preoccupati che all'indomani di questo esito gli equilibri possano cambiare e che la maggioranza Schifani possa affossare integralmente l'intera norma, che per certi versi non guarda a quelle che sono le esigenze degli italiani, ma guarda invece alle segreterie di partito, guarda agli apparati, guarda alle esigenze di dare risposte a quelle che sono le macchine e le amministrazioni dal punto di vista non gestionale, ma solamente dal punto di vista politico. Noi dalla prossima settimana ritorneremo sul pezzo, sulla questione. Vogliamo traguardare quantomeno la norma che prevede l'allineamento a livello nazionale del 40% delle donne nelle giunte siciliane. Si è svolta ieri a Favara, presso il Castello Chiaramontano, la 13ª giornata della memoria e del ricordo. Ha seguito per noi la manifestazione il collega Giuseppe Moscato. Si è svolta ieri a Favara la 13ª edizione del Giorno della Memoria e del Ricordo. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Culturale Penna Sottile con il Comune di Favara, la Società Agrigentina di Storia Patria, il Comitato di Agrigento dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, la Prefettura di Agrigento. La manifestazione, coordinata da Giuseppe Carapanzano, promotore dell'iniziativa, ha visto la presenza del prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo e con lui le massime autorità civili e militari della provincia di Agrigento. Saltata la prima parte del programma a causa della forte pioggia che si è abbattuta su Favara, la manifestazione si è svolta nella sala del Collare del Castello Chiaramonte. Presenti e partecipi un nutrito numero di studenti in rappresentanza delle scuole di Favara. Con loro il prefetto Salvatore Caccamo, il cavaliere Gaetano Allotta e il sindaco Antonio Palumbo hanno affrontato i temi del Giorno del Ricordo, legato ai massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata, la giornata della memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto e con essi i temi più generali ed attualissimi della pace. Si sono alternati anche interventi culturali e musicali. Francesca Vitello con la sua poesia I ragazzi del 99, i ragazzi del Liceo King con una bellissima interpretazione della canzone di Guccini Auschwitz e poi l'esecuzione dell'inno nazionale italiano e di quello europeo eseguito da una qualificata ed estemporanea ensemble composta da alcuni docenti di musica degli istituti comprensivi Brancati e Falcone e Borsellino. La manifestazione è stata chiusa con la lettura della preghiera per la patria e l'appuntamento alla prossima settimana, tempo permettendo, per procedere alla deposizione della corona e l'inaugurazione del giardino del monumento ai caduti. Presentato il 38esimo Carnevale storico di Ravanusa alla presenza del sindaco Pitrola e dell'assessore Carlisi con una rassegna che dura 5 oggi fino al 17 febbraio, un carnevale all'insegna della sicurezza con un evento anche gastronomico come la sagra del Totomè e della raviola, dolci tipici locali. Ravanusa onora in maniera eccezionale il riconoscimento di Carnevale storico con una rassegna che dura 5 giorni piena di attività che vanno avanti nei singoli giorni praticamente quasi nelle 24 ore. Sì, finalmente stiamo partendo. Proprio stamattina abbiamo concluso con la Commissione Pubblico Spettacolo tutto l'aspetto burocratico organizzativo che è veramente imponente. E per me è doveroso ringraziare Prefettura, Questura, Forze dell'Ordine che hanno seguito questa manifestazione, perché il nostro carnevale storico, proprio perché è riconosciuto carnevale storico, ci impone di seguire standard qualitativi e organizzativi di un certo livello, e quello della sicurezza è uno di quegli standard sui quali stiamo lavorando, perché ci vogliamo divertire nel nostro carnevale, ma ci vogliamo divertire in maniera sicura, in maniera sana e in maniera consapevole. Il programma è molto ampio, è difficile elencarlo tutto in poche battute, però magari tracciamo gli eventi più rappresentativi.
Gli eventi più rappresentativi sono come sempre legati a quella che è la cornice del carnevale, che vede il coinvolgimento delle scolaresche. Noi apriamo il nostro carnevale con il nostro istituto comprensivo, l'Alessandro Manzoni, con i ragazzi che quest'anno rappresenteranno proprio un oceano verde. Quest'anno il carnevale ha dentro il San Valentino è un cuore verde legato alla tutela dell'ambiente, legato alla sensibilizzazione su queste tematiche che vedono protagonisti i nostri ragazzi, vedranno l'apertura del carnevale. Il sabato sera noi abbiamo la nostra piazza Primo Maggio, che è di richiamo per i tanti giovani, e quindi il DJ set nella piazza Primo Maggio. Domenica pomeriggio abbiamo la sfilata dei nostri carri con un elemento caratteristico che è il red carpet. Daremo la possibilità ai carristi che hanno lavorato sodo e ai quali va il mio ringraziamento, perché da mesi che fanno sacrificio per i carri, di potersi esibire insieme ai gruppi, e quindi la domenica è legata ai carri. Ogni sera ci sarà la piazza Primo Maggio, e poi soprattutto nell'evento quest'anno in modo particolare protagonisti saranno due prodotti identitari della nostra comunità, dell'arte culinaria di Ravanusa e dei maestri pasticceri di Ravanusa, e mi riferisco alla sagra della raviola e del totomè, perché il carnevale storico valorizza e mette in luce anche due prodotti tipici fondamentali della nostra comunità. Assessore Rocco, lei ha avuto un impegno particolare nella preparazione di questa 38esima edizione del Carnevale Storico Ravanusano. Sì, è un impegno più che particolare, un impegno importante e pieno di responsabilità. Ormai alla 38esima edizione è un carnevale che è stato un crescendo negli anni. Ci sentiamo tutta la responsabilità di aver portato da quando siamo diciamo in carica presso questa amministrazione, aver portato a un livello più alto, perché così merita il nostro carnevale, merita la nostra comunità. È un carnevale ormai che non parla più soltanto di spettacoli, ma c'è cultura, c'è promozione, c'è istruzione e ci sono assolutamente anche messaggi sociali. E poi abbiamo come centro propulsore abbiamo i nostri prodotti tipici locali, che sono il totomè e la raviola. Italia Bio ha presentato oggi presso l'Istituto Agrario Galileo Galilei di Canicattì il piano dell'offerta formativa 25-26, la nuova rete nazionale di istituti agrari per la formazione in agricoltura. La scuola di Canicattì è capofila del progetto per la Sicilia. Alla conferenza stampa erano presenti Lillo Alaimo Di Loro, presidente di Italia Bio, e la dirigente scolastica dell'istituto Alessia Guccione. Le interviste. Dottore Di Loro, oggi si presenta il progetto sul biologico qui al Galileo, un istituto agrario a Canicattì, cui è capofila per la Sicilia e rappresentato in tutta Italia. Sì, il progetto Bioconvitalia è un progetto finanziato dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e sta sviluppando azioni di comunicazione, promozione e formazione specifica e consulenza tecnica un po' in tutta Italia, un po' in tutto il circuito nazionale. Noi abbiamo scelto diciamo Canicattì come punto di partenza di questo percorso di formazione che si svilupperà in 10 regioni su 12 istituti che hanno a livello nazionale che hanno firmato il protocollo di collaborazione per la formazione, proprio perché Canicattì fa parte della regione diciamo principale del biologico italiano, quello che ha la maggiore superficie certificata. Allora la conversione della superficie a biologico, della massima superficie agricola utilizzabile possibile a livello nazionale e a livello europeo, è uno dei pilastri fondamentali della politica europea. L'obiettivo 2030 è quello di giungere al 25% di superficie agricola coltivata in biologico. Già l'Italia, con i suoi 2,5 milioni di ettari di superficie certificata, è al 20,1%, quindi è vicinissimo a questo obiettivo. La Sicilia di suo ha già superato questo obiettivo, giungendo quasi al 30%.
Quindi è in questo contesto che gli istituti agrari nazionali sono chiamati a fare la loro parte. Infatti si parla di fabbisogni formativi in agricoltura biologica, perché la volontà politica deve essere poi supportata sul campo da una nuova classe di tecnici attenti e capaci in modo da poter accompagnare questa conversione. Convertire la superficie al biologico e aumentare i consumi di biologico significa rendere felice l'umanità, perché ormai sono centinaia gli studi internazionali che dimostrano che una frequente alimentazione biologica riduce le malattie cronico-degenerative. Quindi parliamo del meno 25% di tumori. Oggi i tumori sono quasi 400.000 all'anno, le diagnosi che si fanno. Quindi è così come altre problematiche della categoria cronico-degenerativa. Quindi aumentare la superficie in biologico significa ridurre l'impatto ambientale, ma soprattutto ridurre la sofferenza e ridurre anche i costi sociali in generale per gestire questa inutile sofferenza. L'Agrario Galilei fa parte di un progetto bio ed è in tutta Italia, rappresenterà la Sicilia, un progetto che oggi viene presentato insieme all'associazione qui presieduta dall'agronomo Calogero Alaimo Di Loro, di cui il vostro istituto appunto è capofila. Ecco, perché è importante questo? Quanto è importante per la formazione futura dei ragazzi? Allora, sì, innanzitutto io ringrazio il dottor Alaimo Di Loro per averci consentito di conoscere questa realtà, la realtà di Italia Bio, di cui lui è presidente nazionale, che ci sta permettendo di transitare come azienda agraria annessa all'Istituto Professionale Livatino, di transitare appunto al biologico, un modello sicuramente ecologico e redditizio. Gli istituti tecnici e professionali agrari in tutto il territorio nazionale sono collegati in rete, la famosa rete RENISA, scambiandosi opportunità, competenze, progetti e la scelta di aderire al biologico è sicuramente e sarà sicuramente una scelta vincente, perché è un po' anche competitiva e redditizia. Noi offriremo e speriamo di offrire anche all'Associazione Italia Bio delle competenze di tecnici che si formano sul campo. Noi infatti da tempo abbiamo lasciato alle spalle quelle che sono le lezioni tradizionali, le lezioni frontali, per sposare la didattica laboratoriale. I nostri ragazzi infatti 2-3 volte a settimana si recano in azienda, imparano direttamente in loco quelle che sono le tecniche e quelle che sono anche le conoscenze legate al mondo agroalimentare, per poi poter seguire fino al prodotto finito quello che poi è il risultato. Siamo infatti in grado di produrre anche olio, vino e di partecipare a concorsi in tutto il campo nazionale, come a breve faremo per esempio con il Vinitaly. Le vie del cibo della lunga vita, presente alla BIT di Milano a rappresentare la SMAP di Bivona, è stato il sindaco di Luccasicola, Salvatore Dazzo, che ha tracciato un bilancio positivo dell'attività svolta nel 2025, annunciando la prosecuzione delle iniziative anche per l'anno in corso. È stato un anno positivo e posso affermare con un bilancio positivo, perché si sono svolte diverse manifestazioni, diversi incontri, diverse realtà e oggi vogliamo ripartire appunto da qui, dalla Borsa Internazionale del Turismo, che è un momento importante e fondamentale di visibilità. Il progetto delle vie del cibo della lunga vita è un progetto al quale ha creduto la SMAP, nella persona innanzitutto del suo presidente, che è l'onorevole Giovanni Panepinto, ma che è stato sposato dai sindaci della SMAP e dell'intero territorio, dall'amministrazione che supportano i sindaci, ma anche dalle intere comunità.
dai ristoratori, dagli istituti superiori, perché questo progetto consente di dare visibilità al territorio ed evidenziare il fatto che nei nostri territori ci sono diversi centenari, e se ci sono diversi centenari questo è innanzitutto un sintomo positivo, perché vuol dire che si sta bene, vuol dire che è un cibo di altissima qualità, e anche l'occasione per invitare tutti coloro i quali ci stanno ascoltando che questa parte del territorio della regione siciliana, che riguarda appunto la SMAP, le aree interne, che abbraccia diverse province, non soltanto quella dell'Agrigento ma anche gran parte di quella di Palermo, vuol dire venite nelle nostre zone, trasferitevi, e ci sono le condizioni per stare bene, per vivere bene e per progredire. Linea alla regia per la pubblicità. La Dixit Band, il gruppo musicale agrigentino che ha vinto il Cantagiro, sarà presente giorno 23 febbraio alla trasmissione di Rai 2 I Fatti Vostri di Michele Guardì. Ce ne parla il collega Eugenio Cairone. Vincitori del Cantagiro 2025 non si sono più fermati sulla via del successo, riscuotendo continui apprezzamenti. Giorno dopo giorno è stato un susseguirsi di soddisfazioni per i 6 ragazzi della band. Stiamo parlando dei Dixit, la band di Agrigento formata da Gabriele Dinolfo, fondatore del gruppo, che si esibisce alla chitarra ritmica e alle seconde voci, Salvatore Consiglio alla chitarra solista, Alessio Gallo Afflitto alla batteria, Alfonso Monaco alle tastiere, Calogero Albano al basso e Giuseppe Monaco alla voce. Come dicevamo, i musicisti agrigentini, reduci della vittoria al Cantagiro, saranno ospiti il 23 febbraio su Rai 2 ai Fatti Vostri, il programma ideato da Michele Guardì, condotto da Anna Falchi e Flavio Montrucchio. È l'occasione che permette una grande visibilità per i ragazzi. I Dixit il 31 dicembre scorso hanno aperto il concerto di Noemi in piazza Stazione ad Agrigento, riscuotendo anche lì gli applausi del pubblico. Possiamo dire che nella città dei templi sono nati dei veri e propri talenti, un orgoglio per tutti gli agrigentini che amano la musica. So I can't say that fucking name, so I can stay for another way. Sometimes I feel like this is a game and another, and I'll feel the same. So I started working in my head, I think I know what I had that they never said. I never want to see anyone, cause never want to lose you. So now I lead a life I do want to drive. Passiamo alla cronaca, momenti di caos oggi al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove una ragazza ha danneggiato alcuni macchinari e aggredito il personale sanitario. Ci è voluto l'intervento congiunto di polizia e carabinieri per riportare la calma, a finire nei guai. Una trentenne agrigentina già nota alle forze dell'ordine. La donna, per motivi ancora del tutto poco chiari, è andata in escandescenza prendendo di mira il personale sanitario e danneggiando alcuni macchinari. Provvidenziale l'intervento di agenti e militari che, dopo averla bloccata e identificata, l'hanno anche denunciata per interruzione di pubblico servizio, lesioni, violenza ad incaricati di un pubblico servizio e danneggiamenti. L'accoltellamento in via Libertà a Palermo, portato in carcere l'aggressore, arrestato in flagranza, è stato sentito ieri sera e non è riuscito a spiegare i motivi del gesto. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo.
È stato portato in carcere Massimo Gaiardo De Stefano, di 53 anni, che ieri nel tardo pomeriggio ha accoltellato Maria Luigia Anna Tricarico, di 56 anni, nei pressi di Via Libertà a Palermo. L'aggressore, arrestato in flagranza, è stato sentito ieri sera e non è riuscito a spiegare i motivi del gesto. Ha detto di essere in cura per problemi psichici, esibendo anche alcuni documenti sanitari a conferma. I poliziotti dovranno sentire, quando sarà possibile, la donna, che ora si trova ricoverata all'ospedale Villa Sofia con una profonda ferita. Secondo la ricostruzione degli investigatori della squadra mobile, la vittima era appena uscita dal parrucchiere quando sarebbe stata colpita alle spalle con una coltellata al dorso senza alcun apparente motivo. Ferita gravemente, si è rifugiata in un'attività commerciale prima di perdere i sensi. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Il ricercato è stato bloccato poco dopo nei pressi del luogo dell'aggressione. Conosciuto nella zona, è incensurato, ma restano da chiarire il movente e i rapporti eventuali tra aggressore e vittima, perché al momento, secondo quanto emerso, i due non si conoscerebbero. Subito dopo l'aggressione la donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale di Villa Sofia, dove si trova ricoverata nel reparto di rianimazione. Le ferite riportate sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. La prognosi resta riservata. Sequestrati circa 200 grammi di sostanze stupefacenti e arrestata una persona nel corso di un'operazione finalizzata al contrasto del traffico di droga nelle piazze di spaccio operanti all'interno della provincia di Caltanissetta. L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza e Servizio. I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta hanno sequestrato 200 grammi di sostanze stupefacenti e arrestato una persona nel corso di un'operazione finalizzata al contrasto del traffico di droga nelle piazze di spaccio operanti all'interno della provincia. Le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria e del gruppo di Caltanissetta, attraverso preliminari attività di controllo e analisi del territorio, hanno individuato e bloccato a Mazzarino, in flagranza di reato, una persona che portava un pacco appena ritirato da un centro spedizioni, all'interno del quale sono stati rinvenuti 2 involucri del peso di 200 grammi ciascuna, contenenti hashish e marijuana. Le successive perquisizioni domiciliari permettevano di rinvenire ulteriori strumenti utili al confezionamento ai fini dello spaccio. Il responsabile, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato tratto in arresto e successivamente tradotto presso la casa circondariale di Gela. Si rappresenta che per l'indagato coinvolto vale la presunzione di innocenza. Ulteriori attività sono in corso di disarticolare la filiera di approvvigionamento, prevalentemente strutturata attraverso canali di vendita presenti su varie piattaforme social dedicate e divenute ormai delle piazze di spaccio virtuali. L'intera operazione ha pertanto consentito di sottrarre lo stupefacente dalla vendita nell'area gelese, con un potenziale profitto per le locali consorterie criminali all'atto della distribuzione nelle aree di spaccio presenti sul territorio di circa 10.000 euro. L'attività svolta dalle fiamme gialle nissene rappresenta un ulteriore importante risultato del costante impegno nella prevenzione e repressione dei traffici illeciti a presidio della legalità. Passiamo al maltempo. Sarà operativa dal prossimo martedì 17 febbraio la piattaforma della Regione Siciliana per presentare le istanze e accedere ai contributi straordinari destinati ai gestori di stabilimenti balneari e di altre attività economiche danneggiate dal ciclone Harry, ma anche alle aziende operanti nel territorio di Niscemi colpito dalla frana. L'avviso, gestito dal Dipartimento delle Attività Produttive e dall'IRFIS, prevede un contributo straordinario fino a 20.000 euro da richiedere attraverso un'autocertificazione come da modello predisposto dall'amministrazione. È prevista altresì la possibilità di cumulare contributi straordinari erogati da più enti a livello locale, regionale e nazionale nel limite massimo dell'ammontare del danno dichiarato. Inoltre, la piattaforma informatica utilizzerà la stessa modulistica della Protezione Civile Nazionale, in modo che con la stessa richiesta di ristoro si potrà accedere anche a eventuali nuovi fondi statali senza dover presentare un'ulteriore domanda e documentazione. E in questi giorni il maltempo è imperversato in tutta l'isola, provocando ingenti disagi e danni alle tante strutture. Ce ne parlano meglio i colleghi di Messina.
Ancora maltempo sull'Italia colpita da perturbazioni atlantiche. Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana informa che, sulla base delle previsioni meteorologiche e delle valutazioni del Centro Funzionale Decentrato Multirischio, sono state diramate per oggi, 12 febbraio, condizioni di allerta per rischio meteo, idrogeologico e idraulico sull'intero territorio regionale, con livelli differenziati di criticità. È stata dichiarata allerta arancione per rischio meteo, idrogeologico e idraulico nei settori tirrenici della provincia di Messina, mentre nel restante territorio dell'isola è in vigore l'allerta gialla. Prevista inoltre l'allerta per temporali su gran parte della Sicilia. La nuova intensa perturbazione atlantica sta investendo in particolare il Messinese, dove, oltre alle piogge, il problema principale è rappresentato dal vento, con raffiche che potranno superare gli 80-90 km/h e toccare punte oltre i 100 km/h lungo la fascia tirrenica. In diversi comuni della provincia i sindaci hanno firmato ordinanze di chiusura per motivi precauzionali. La situazione marittima è particolarmente critica. Le coste tirreniche sono flagellate da mareggiate, con onde che superano i 4-5 metri. Gli aliscafi e i traghetti per le isole Eolie sono rimasti fermi da ieri ai Moli, isolando di fatto l'arcipelago. Massima attenzione anche nei centri costieri, già colpiti in passato dall'erosione e dalle mareggiate, come il lungomare di Santa Teresa di Riva, dove le infrastrutture stradali tornano ad essere minacciate dalla forza del mare. Mentre il Messinese vive le ore più difficili di questa ondata di maltempo, una delle più critiche dell'inverno 2026, il resto dell'isola resta in allerta gialla. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza e raccomandano di limitare gli spostamenti allo stretto necessario, evitare di sostare sotto alberi, impalcature, cornicioni o balconi, mettere in sicurezza oggetti e arredi su balconi e terrazzi, allontanarsi da litorali, moli e aree esposte alle mareggiate. Venerdì 13 febbraio si prevede una tregua apparente con un miglioramento temporaneo e un declassamento dell'allerta a livello giallo per il versante tirrenico e le Eolie. Tuttavia la ventilazione resterà sostenuta e il mare molto mosso. Sabato 14 febbraio sono attese piogge leggere nel corso della giornata, con attenuazione in serata. Venti moderati da sud. Domenica 15 febbraio è previsto un nuovo peggioramento con piogge diffuse e un sensibile calo termico. L'arrivo di correnti più fredde potrebbe portare nevicate a quote più basse rispetto ai giorni precedenti, con temperature tra gli 11 e i 14 gradi e precipitazioni diffuse per gran parte della giornata. Firmato all'Aran il contratto 2022-2024 per il personale del comparto della Regione Siciliana. Lo ha annunciato il presidente Renato Schifani, sottolineando che si tratta del terzo accordo siglato in questa legislatura, mentre è già stato trasmesso alla Corte dei Conti quello per l'area dirigenziale, un passaggio fondamentale, afferma il presidente Schifani, che all'interim alla funzione pubblica per allineare il personale agli standard nazionali, garantendo dignità professionale e certezze economiche. La Regione guarda già avanti, gli uffici stanno predisponendo l'atto di indirizzo per avviare il negoziato per il contratto 25-27 con l'obiettivo di approvarlo senza ritardi. Le risorse sono già stanziate. E questa era l'ultima notizia per TVA Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto, vi auguriamo una buona giornata.